parliamo di qualcosa di brutto in effetti, ma è sempre così, ma è una buona notizia, a parte quella del ghiacciolo di oggi. Vabbè, c'è stata una scossa di terremoto oggi pomeriggio di magnitudo 2.8 ed è stata avvertita in tutta la provincia di Ancona. Quindi la scossa è stata registrata a largo di Senigallia, ma il sisma purtroppo è stato sentito in tutta la provincia, da Ancona a Fano e soprattutto giustamente la costa, quindi tanta paura, ma fortunatamente per i ragazzi non ci sono danni a cose o persone, quindi già è una cosa positiva. Diciamo che è stata più o meno avvertita verso le 16:10 ed è stata avvertita in tutta la provincia di Ancona, quindi l'epicentro è stato segnalato a pochissimi chilometri a largo della costa tra la provincia di Pesaro e Ancona. Quindi diciamo c'è stata solo tanta paura ragazzi, ma fortunatamente, come ultimamente sta succedendo, succedono è vero terremoti, però non ci sono danni a persone o cose. La maggior parte di tutti questi terremoti sono a livello solo di paura in effetti, fortunatamente. Stando a quanto riportano su Twitter, sui media locali, Facebook, c'è stato prima un forte boato e poi il sisma, quindi è seguito dal boato e poi sarebbe stato il terremoto vero e proprio. Quindi anche se il movimento della terra è durato poco, però la persona diciamo l'hanno avvertito nettamente, però fino ad ora che sono passate più o meno, erano le 16, ora sono le 20, quindi 4 ore fa, non ci sono state segnalate diciamo feriti o danni a qualche casa oppure una cosa così, comunque non ci stanno danni a cose o persone, quindi fino alle 8 non è uscito fuori nulla, quindi credo che non ci siano. Diciamo è rimasta solo la paura giustamente delle persone che stavano in spiaggia, meno male che la magnitudo è stata non forte, perché se era un pochino più forte ragazzi partiva uno tsunami tranquillamente, anche perché è stata molto superficiale, si parla di 9 km, quindi tranquillamente qualche onda anomala poteva partire diciamo dal fondo del mare, quindi già siamo stati fortunati che non è partita nessuna onda diciamo dal mare, perché in effetti è stata magnitudo 2.8, 9 km di profondità, ci può anche stare, quindi fortunatamente non c'è stato, è meglio così. Se la scossa fosse stato già di 3,8 con 9 km di profondità, qualche piccola onda di tsunami sarebbe arrivata sulle coste diciamo di Ancona diciamo, e della provincia, quindi diciamo nella sfortuna anche un po' di fortuna, però ripeto non ci sono danni a persone o cose, quindi stanno tutto ok, hanno preso un po' di paura ma quello passa, quindi nulla di che. Ragazzi, come sempre vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Buonasera a tutti. E grazie al ragazzo che me l'ha segnalato nel video precedente, che mi aveva detto proprio che ci stava questa scossa ad Ancona, quindi ringrazio lui, non mi ricordo il nome ma comunque lo ringrazio lo stesso.